Il Veneto non è una regione per donne, si parla di CDA e di rappresentanza femminile ai vertici delle aziende pubbliche e private. Il caso è scoppiato a Verona, dove c'è la vicenda Verona Fiere, la società partecipata con 0 presenze femminili nel CDA, il sindaco Federico Sboarina, ora in campagna elettorale per la riconferma, è stato travolto dalle critiche, ma i quotidiani di oggi dedicano un approfondimento a questo tema, la leadership femminile a Nord-Est, e vediamo che il problema non è soltanto a Verona. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto. Oggi è mercoledì 25 maggio 2022, la prima notizia del giorno riguarda la parità di genere, in particolare all'interno delle aziende, delle imprese e nei loro consigli di amministrazione. Leggiamo la notizia sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi, un articolo di Claudio Trabona: imprese private e società pubbliche, donne ancora escluse dai CDA. Appunto scoppia la vicenda di Verona Fiere, 0 presenze femminili, gli altri esempi da Asco Holding a Padova Hall, in metà aziende neanche una leader. La tendenza, c'è un grafico, una tabella, devo dire di difficile lettura, ma il dato fondamentale è che nel 54% delle aziende non c'è nemmeno una donna nella leadership. 803 aziende, quindi il 31%, superano la soglia del 30%, 19% è invece la quota di donne all'interno dei CDA, la quota complessiva. Quindi una presenza media di donne pari al 18% appunto. La notizia anche sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, in un articolo di Matteo Marian che apre sempre con il caso Verona Fiere, donne nei CDA, il Veneto arranca, l'ANAC dice serve più trasparenza, le quote rosa rappresentano meno di un terzo rispetto agli uomini con lo stesso tipo di carica, e appunto l'anticorruzione parla di una presenza non equa, specie nelle nomine di tipo politico. Dalla politica arriva un commento, di nuovo sulle pagine del Corriere del Veneto. Martina Zambon intervista Elena Donazzan, assessore regionale al lavoro e alle pari opportunità, che dice la bravura non è questione di genere, anche in regione dice c'è una sola dirigente, ma io dico no alle quote. C'è un tema di agibilità politica, secondo Donazzan le donne sono costrette a scegliere fra famiglia e carriera. Questo è il commento di Elena Donazzan, probabilmente tra gli assessori regionali con la maggiore anzianità di servizio in Italia, perché occupa questo incarico, questo ruolo da ormai 16 anni, prima con Galan, prima nelle giunte Galan e poi nelle giunte Zaia, esponente di Fratelli d'Italia. Insomma, è lì da parecchio tempo, ma noi giriamo pagina e proseguiamo con una carrellata di notizie abbastanza flash. Prima di tutto la sanità. Siamo a Treviso, anzi più precisamente a Oderzo. Mancano medici all'ospedale e quindi 1.000 euro a turno per una guardia. Una delle professioni sanitarie più pagate di questi tempi, leggiamo sui quotidiani del gruppo Gedi, è la guardia medica in appalto, con un super compenso che nulla ha di invidiare addirittura al presidente degli Stati Uniti d'America. 1.000 euro a turno di 12 ore per garantire i servizi di guardia medica e di pronto soccorso all'ospedale di Oderzo durante l'estate. Questo è quanto pagherà l'ULSS 2 per assicurare la regolare attività in corsia, e quindi siamo alla schizofrenia della sanità pubblica, del servizio sanitario regionale, che non avendo più medici in sostanza è costretto a appaltare i servizi, esternalizzarli addirittura nel pronto soccorso, appunto, e nella guardia medica, e quindi assumere esternamente dei professionisti, non solo medici tra l'altro, e pagarli di conseguenza uno sproposito.
La politica, siamo a Verona verso le elezioni, abbiamo visto la polemica sul caso Verona Fiere nei confronti del sindaco Federico Sborina che va a caccia della riconferma, e oggi sulle pagine quotidiane del gruppo Gedi abbiamo una dichiarazione del leghista Gian Antonio D'Arè, europarlamentare, uomo forte della Lega in Veneto. Dice: nel segreto dell'urna tanti voteranno Tosi. È la facile profezia del leghista D'Arè. Questo è il titolo dell'articolo di Filippo Tosato, l'ex sindaco espulso dalla Lega. Si parla di Flavio Tosi. Ha incassato l'appoggio di Renzi e resta nel cuore di tanti padani, proprio così c'è scritto, che non hanno simpatia per Fratelli d'Italia. Le sue quotazioni ora crescono. La notizia comunque appunto riguarda questa dichiarazione di Gian Antonio D'Arè, europarlamentare della Lega. È una notizia perché ufficialmente la Lega sostiene Federico Sborina alle elezioni di giugno, ma appunto secondo D'Arè molti voteranno Tosi, lo sfidante interno appunto al centrodestra. L'economia, tasse e migranti. Nel 2020 crollo dei versamenti. Per la prima volta in Italia diminuisce il numero dei contribuenti nati all'estero, cala del meno 1,8% secondo la Fondazione Leone Moressa nel 2020. L'impatto della pandemia è ancora più evidente sul volume dei redditi dichiarati, meno 4,3%. Naturalmente parliamo dei contribuenti nati all'estero, e cala anche ancora di più l'IRPEF versata, meno 8,5%. L'impatto è più netto al centro-nord. In Veneto ad esempio sono quasi 500.000, precisamente 452.351 i contribuenti nati all'estero, che pesano, pensate, per il 12,5% del totale di chi paga le imposte. In testa sono le province di Verona e Treviso. Mediamente ciascun contribuente di origine straniera ha dichiarato 14.360 euro e versata IRPEF per 3.270 euro. Quindi se crollano i versamenti è naturalmente un problema. Il sondaggio del Gazzettino, l'osservatorio sul nord-est curato da Demos, oggi ci parla dell'indice di fiducia nelle istituzioni che ha risentito della gestione della pandemia. E allora vediamo, ed è evidente, il crollo della fiducia innanzitutto nella regione. Complessivamente a nord-est questa fiducia crolla dal 75%, era molto elevata nel 2020, al 52% nel 2022. Calo molto più contenuto nella fiducia dei comuni, che passano dal 63 al 48, e soprattutto nello Stato, che anzi dal 2020 cresce di 2 punti percentuali, dal 28 al 30 nel 2021, per poi riscendere al 27% nel 2022. Sostanzialmente immutata quindi la fiducia nello Stato a nord-est, mentre crolla la fiducia nella regione, che pure naturalmente, come ci aspettiamo, resta più alta. Bene invece i comuni che tengono l'istituzione locale più vicina al cittadino, ha avuto un calo della fiducia più contenuto durante la pandemia. Infrastrutture a nord-est, la notizia sui quotidiani del gruppo Gedi: prolungamento della A31, terza corsia della A4 e porto di Venezia, tutto questo nel piano di Roma. Il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato il piano strategico delle grandi opere. In Veneto ci sono progetti per 19 miliardi, 6,3 miliardi sono ancora da trovare. È questo in sintesi il contenuto delle 244 pagine dell'allegato infrastrutture al documento di economia e finanza pubblicato lunedì dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.
Infine, l'ultima notizia di oggi è una curiosità, un fatto di cronaca. In ogni caso siamo a Valdobbiadene in provincia di Treviso, leggiamo la notizia sul Gazzettino di oggi: ladri di ostie nella chiesa, l'ombra delle messe nere. Valdobbiadene, forzato il tabernacolo e rubate soltanto le particole consacrate. Il parroco informa il vescovo di Padova e si chiede cosa ne faranno. È un'offesa alla fede, presentata denuncia ai carabinieri. Il sindaco dice che non si tratta di una bravata ma di qualcosa di più ampio. E allora chissà se le indagini riusciranno a dirci di più. Nel frattempo questa era l'ultima notizia di oggi, perciò noi ci salutiamo. A tutte e tutti voi una buona giornata, torniamo a sentirci domani per Sveglia Veneto.